per cominciare alla grande con una sfida storica del Borgo delle Madonie. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci si parte, inizia la stagione, Stadio Santissima Trinità e il derby dei Ventimiglia, Geraci Super Giovane Castelbuono, Coppa di Eccellenza Siciliana. Questa è l'andata dei 16esimi di finale, un antipasto di quello che sarà il nuovo campionato, la quinta serie della scala italiana. Qui il Geraci ci è tornato dopo 3 anni per la Super Giovane, sarà la prima volta in assoluto solo per Castelbuono come comune. È un ritorno, si ricordano i vecchi tempi della polisportiva. Le due formazioni, Geraci in maglia blaugrana, il 3-5-2 di Gaetano Mirto confermato dopo la vittoria l'anno scorso del campionato di promozione girone B. Barbagollo in porta, in difesa Lopizzo, Ferrarese e Gusso a centrocampo. Da destra verso sinistra Albanese, Macario, Gonzales, Pane Bianco e Valor. La coppia d'attacco è formata da Bonanno e Fernandez. A disposizione c'è il portiere Macalusa assieme a Coco, Cigno, Zafonti, Conate, Oscar Sapienza e Gnassi, anche se non è al meglio delle sue condizioni. Risponde la Super Giovane Castelbuono in completo nero, la squadra di Angelo Bognani, che ha sostituito all'inizio della preparazione Vincenzo Porretto. Questo è un ritorno da parte sua Geraci, perché ha guidato la squadra blaugrana in eccellenza tempo fa. Oggi tra l'altro è il suo compleanno, il numero 38, 3-5-2 anche per lui. Fagone in porta, in difesa Arenoso, Pennisi e Vincenzo Mazzola, in difesa centrocampo Grandis, Franchelli, Taormina, Marrone e Garofalo, in attacco Belecco e Torres Martinez. L'arbitro della partita è Ruggero Alessi di Palermo, assistito da Domenico Cono e Marcello Termini, anche loro della sezione di Palermo. Manca veramente poco al calcio d'inizio a far iniziare questa nuova stagione anche per Geraci e Super Giovane Castelbuono. Ieri l'anticipo dei 16esimi di finale d'andata di Coppa Italia di Eccellenza Siciliana con la vittoria dell'Athletic Palermo sul Castellammare. Tutti comodi, si parte al Santissima Trinità con il primo pallone buttato in avanti alla ricerca di Marzio Fernandez, uno dei nuovi acquisti del Geraci, arrivato direttamente dal Portogallo. Scorsa stagione all'União Santiago. Non è soltanto lui ad essere volto nuovo nel Geraci, anche nella Super Giovane ci sono tanti cambiamenti rispetto alla scorsa annata, in cui la squadra e il club del nuovo presidente Giuseppe Genchi, che ha sostituito Giuseppe Vaccaro, che si è dimesso all'inizio della scorsa settimana. La vittoria l'anno scorso della Coppa Italia di promozione siciliana ai rigori 5-3 contro il Motta nella finale di Modica, e questo primo approdo per la Super Giovane in eccellenza. Ancora non è l'inizio di questa avventura, questo qui è l'antipasto, perché parliamo della Coppa di categoria in cui fanno parte obbligatoriamente tutte le società iscritte regolarmente a inizio stagione. Si stanno giocando anche Casteldaccia Aspra, il derby dell'Eleuterio, Don Carlo Misilmeri Marineo, c'è anche Folgore Castelvetrano Unitas Sciacca, Pro Favaranissa. Big match assoluto, sono queste due le squadre che si contenderanno la promozione diretta in Serie D, e poi il derby tra Mazzara 46 e Mazzara. Si gioca alle 18 invece il derby trapanese tra Folgatore e Accademia Trapani. In avanti la Super Giovane in questo primo minuto e mezzo ormai passato, con la rimessa a lunga a cercare Torres Martinez. Difende il pallone contro Lopizzo, ma finisce per servirlo a Gonzales. Poi la Super Giovane spazza in fallo laterale. Sarà una sfida molto equilibrata, si preannuncia questo da quello che si è visto. Geraci che ha fatto più amichevoli rispetto alla Super Giovane Castelbuono. Super Giovane che ha vinto il Memorial Salmeri a Milazzo, superando lo stesso Milazzo e la Messana, e poi ha dovuto inchinarsi allo stesso Geraci nella Supercoppa delle Madonie, il Memorial Brucato, con la vittoria del Geraci in finale contro il Castellana. La Super Giovane Castelbuono è arrivata terza, battendo il Lascari Cefalù.
Geraci che ha avuto modo di confrontarsi con squadre anche di Serie D, tra cui il Licata. C'è stata una sconfitta però almeno non troppo pesante per 2-0, la sfida con la San Cataldese contro la Nissa e poi contro squadre di categorie inferiori quali Nicosia e Real Suttano, entrambe nel campionato di promozione girone C. Ferrarese, spazio il pallone in avanti, anche questo finisce in fallo laterale. È la prima sfida ufficiale delle due squadre in questa stagione, è normale vedere un po' lanci lunghi che finiscono fuori, passaggi imprecisi, fa parte un po' della fase post preparazione, post ritiro, come in ogni categoria del calcio sia professionistico che dilettantistico, come in questo caso, anche se è la super giovane a tenere di più il pallone che adesso viene conquistato da Gonzales, retropassaggio leggermente rischioso dalle parti di Gabriele Barbagallo, portiere di qualità, ha vinto il campionato di eccellenza a Giarre, ex Canicattì. È stato uno tra gli acquisti di qualità in campo anche Panebianco sull'interno di sinistra a centrocampo, lui che fino alla scorsa stagione è stato al Trapani in Serie D, Granata che hanno vinto i playoff senza però salire in Serie C perché è questo il regolamento della quarta serie. Campo anche Ivan Bonanno, ex Akragas, classe 2003, che gioca al fianco di Fernandez, che tra le prime gerarchie che si possono costruire in questi inizi di stagione ha preso il posto di Giannotti. Attenzione al pallone proprio per Fernandez, la parata da parte di Fagone, ma il gol viene annullato, quello che poi è andato a realizzare Panebianco. Posizione di fuorigioco, il Geraci aveva già esultato per la possibile rete di Panebianco, sarebbe stata la prima in carriera tra i grandi, non è stato così per la segnalazione della terna palermitana. E allora tutto da capo, nonostante un avvio favorevole in termini di possesso per la super giovane. Il Geraci l'ha messa dentro, sì, ma in fuorigioco Fernandez lascia con la suola dietro proprio per Panebianco. Il pallone viene messo fuori in scivolata. Da parte della super giovane, nuova rimessa Geraci a cercare sempre Marcio Fernandez. L'anticipo di Gonzales, squadre che si contendono il pallone, poi la super giovane prova a far ripartire l'azione con Franchelli. Lancio lungo nella zona di Grandis e rimessa per la super giovane. Chiede calma ai suoi Angelo Bognanni, tra gli ex di questa partita, in panchina al Geraci nella stagione 2018-2019, settimo posto sempre nel girone A di eccellenza. Quell'anno fu il primo in assoluto del Geraci nella quinta serie, la prima regionale. Un bilancio di 13 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte in 31 panchine. Dall'altro lato invece c'è Gaetano Mirto, che cerca un po' di riscatto con la categoria dell'eccellenza dopo esoneri a inizio stagione qualche anno fa. A Geraci si è trovato bene vincendo il campionato, uno dei diversi che ha vinto in carriera. Adesso cerca un attimo di sistemazione anche in un contesto superiore. Trionfale la sua cavalcata con il Castiglione dal 2004 al 2009, dalla prima categoria alla Serie D, poi la promozione vinta a Giarre nel 2010, a Leonforte nel 2014, dove lì ha collezionato 161 panchine e anche tanti ricordi.
Ha allenato anche il Due Torri, lo Sporting Taormina, anche se lì non ha avuto modo di esordire, e anche il Paternò. Si ritorna dietro nella zona di Salvatore Fagone, portiere che è tornato a Castelbuono, un altro elemento di esperienza in campo questo pomeriggio, e tra l'altro anche lui rientra tra gli ex Geraci. Lui giocò nella stagione precedente in cui Bognani allenò la 17-18 in promozione, quindi fu nella rosa che portò il Geraci in eccellenza per la prima volta nella storia. Ferrarese, Gonzales, passaggio un po' nella via di mezzo a rischiare, Valor scambio di prima con Pane Bianco, salta un paio di avversari, poi l'intervento di Taormina e c'è il primo giallo del pomeriggio, l'ho beccato il classe 2003. Francesco Taormina, tra gli innesti di qualità della super giovane, lui che è cresciuto nella primavera del Palermo, ha giocato nell'Acragas, arrivato quest'estate dalla San Cataldese. Gusso, fermato il Geraci nella zona di Bonanno, e si riprenderà dalla rimessa laterale che andrà a battere Garofalo. Tra gli ultimi annunci ufficializzato questa settimana da parte della società Neroro, assieme a Giulio Pardo e Lorenzo Russo, classe 2005, di cui si parla un gran bene, che però parte dalla panchina. Nella super giovane ci sono a disposizione man mano per quanto riguarda la porta poi Francesco Arena, Guarnieri, Pardo, Dispenza, Pittanza, La Grua, Russo e Pappalardo. Oggi manca Biondo, squalificato perché ha preso un rosso nella scorsa stagione quando era tra le fila dell'Unitas Sciacca. Erano gli ottavi di ritorno della Coppa. Lo Sciacca perse 2-1 in casa dell'allora Mazzarese, ora Mazzara 46. Per il resto tutti disponibili per Bognani. C'è stata tra l'altro la partenza anzitempo di Cosimo Cardella, che ha spiccato l'anno scorso nel campionato di promozione. Sono partiti anche Angelo Marguglio e Gianmaria Mazzola, che con questo club ci sono cresciuti. Lato Geraci invece ci sono 3 assenze importanti. Parlavamo di Iannotti, insieme a lui out Giovagnoli e Cardin, ma soltanto perché loro 3 sono in attesa del trasferimento ufficiale al Geraci, nonostante siano ufficializzati dalla società sui propri canali social nel corso dell'estate. Pane Bianco gira da Gonzales, il possesso da parte di Petro Gusso, arrivato da Malta l'anno scorso. L'esperienza all'estero come nella gran parte della sua carriera. Giocato nel Crendi, cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Paranaense in Brasile, club abbastanza rinomato da quelle parti. Nel frattempo c'è un'altra munizione. Il giallo beccato da Torres Martinez. Super giovane si affiderà a lui per quanto riguarda i gol. Ne ha fatti 8 da quando è arrivato in Italia, 5 nel campionato di eccellenza, classe 98.
arrivato dal Nibbiano e Valtidone, squadra dell'Emilia Romagna con cui ha vinto la Coppa di Eccellenza regionali nella scorsa stagione. Punizione per la squadra nero-oro alla battuta Arenoso, che guarda un po' in mezzo. Barbagallo esce, colpo di testa ad anticipare lo stesso portiere del Geraci. È stato comunque fischiato fallo in attacco. E allora punizione per i Blaugrana. E allora calcio di punizione per Gabriele Barbagallo. L'aggancio di Pablo Valor, ma Garofalo risolve tutto. Torres Martinez sponda, scambio assieme a Belecco. Martinez ancora a scivolare. Pane Bianco allarga nella zona di Valor, uno dei due under in campo in casa Geraci. Lanciato Fernandez, il cross in mezzo, la deviazione verso il secondo palo da parte di Bonanno. Non ha centrato la porta, ma non si è andato lontanissimo. Opportunità più importante fino a questo momento, siamo al 15esimo, sempre 0-0 tra Geraci e Super Giovane Castelbuono. Lopizio, classe 2006, alla prima avventura tra i grandi, cresciuto nella ribolla a Palermo. Occhio a Torres Martinez che cerca di allungarsi il pallone, sta cercando molto di mettersi in evidenza l'argentino della Super Giovane. Valor, il lancio lungo per Pane Bianco, ma viene fermato in maniera immediata. Gusso, Lopizio, Gonzales attaccato da dietro da Belecco, lancio lungo di Macario, c'è però una posizione di fuorigioco. Ed nuovamente calcio di punizione. Ancora si cerca Torres Martinez, Barbagallo non esce, ma comunque ha la possibilità di prendere il pallone per bloccarlo. Gonzales, il possesso, il gioco di gambe da parte di Macario. Punizione conquistata da Geraci. Macario che invece è arrivato dal Salernum Baronisi, squadra di eccellenza campana in Argentina, ha giocato con il Nueva Chicago. Pallone preso da Arenoso, lo spedisce nella zona di Lopizzo. Il passaggio in fascia, tutto bloccato. Torres Martinez fermato da Ferrarese. Possesso ripreso da Macario, sale il Geraci. Passaggio in verticale, sempre a cercare Ivan Bonanno. Libera la zona di difesa, la Super Giovane, per una nuova rimessa laterale a favore del Geraci. Cross basso, si prende in pieno Bonanno che va verso l'interno per la scivolata vincente di Belecco. Riparte la Super Giovane con il lancio lungo, si cerca sempre Torres Martinez, supera Ferrarese, sì, Torres Martinez cade, non c'è nulla secondo l'arbitro. C'è la munizione per Torres Martinez che voleva il calcio di rigore. Non è stato così, secondo Ruggero Alessi di Palermo. È il primo giallo per lui. Non c'è stata nessuna ammonizione allora per Torres Martinez prima di questo intervento, e allora si riparte
con il lancio lungo da parte di Gonzalez, cerca di giocare sulle fasce il Geraci, colpo di testa di Torres Martinez, la sponda nella zona di Beleco, prende tutto Ferrarese, vuole il contrasto vincente Franchelli, azione che però si spegne per il Geraci, Fagone, rilancio lunghissimo, giusto per togliere il pallone dalla portata degli avversari. Sfida numero 5 tra Geraci e Supergiovane Castelbuono. Le due squadre hanno inaugurato anche la stagione scorsa, ma nella Coppa Italia di promozione. Fernandez pronto al contrasto vincente, ma è tutto ok, si ritorna da Fagone. Il primo match finì 3-0 secco per la Supergiovane Alfailla. Il Geraci poi vinse qui per 5-2, un risultato che però non bastò, perché ebbe la meglio la Supergiovane per la regola dei gol in trasferta. Il Geraci vinceva 5-1, il gol di Salvatore Rosone in rovesciata ha fatto zittire il Santissima Trinità. La Supergiovane passò il turno, ma il Geraci rientrò tra le migliori 5 perdenti e quindi fu ripescato. Geraci che terminò la sua avventura ai quarti di finale per mano della RSC Riposto, che poi ha perso a tavolino in semifinale proprio con la Supergiovane, che poi ha trionfato a sua volta in finale ai rigori a Modica contro il Motta per 5-3, 2 parate decisive di Giuseppe Randazzo, portiere che inizialmente era stato confermato dai Neroro, poi è passato alla Mistretta rimanendo in promozione. Campionato invece secco 6-0 del Geraci nella scorsa promozione. Al ritorno un'altra vittoria del Geraci per 1-0 al Failla. Un gol di Gioacchino Serio su calcio di punizione diretto, che praticamente ha sancito in quel periodo al 95% la vittoria di quel campionato. Serio che rientra tra le importanti cessioni del Geraci assieme a Chiazzese, loro che ci sono stati anche ai tempi dell'eccellenza nel biennio del primo periodo, quindi nel primo e nel secondo anno. È andato via anche Velardi assieme a Marrone e Demiere. Marrone e Demiere giocano ancora assieme, si sono trasferiti tra l'altro in eccellenza all'Aspra, quindi saranno un avversario del Geraci. Velardi invece si è trasferito a Casteldaccia. Supergiovane che invece ha dovuto dire addio allo stesso Salvatore Rosone, che si è trasferito al San Vito Capo, rimanendo quindi in promozione. E come dicevamo, c'è stata la partenza all'inizio della preparazione da parte di Cosimo Cardella, e poi in difesa se n'è andato anche Giuseppe Di Domenico, è rimasto anche lui in promozione al San Fratello. Ma l'artefice un po' della Coppa vinta l'anno scorso in promozione fu sicuramente Salvatore Marandano. La Supergiovane ha deciso di non continuare il rapporto, ancora non ha trovato una squadra da allenare. Marandano che è in quella fase da allenatore e giocatore, perché è negli anni di fine carriera, quindi da vedere nella sua prossima eventuale avventura se
deciderà soltanto di allenare o comunque dare il proprio contributo. Per esempio nella Super Giovane l'anno scorso realizzò un gol sul calcio di rigore contro il Gioiosa. Torres Martinez l'ha colpita di testa, sì, tantissima fame di gol, come del resto per i vari argentini che hanno una seria motivazione di trasferirsi per esempio in Italia per giocare a calcio, seppur a questi livelli. Superata la metà del primo tempo, sempre 0-0, ancora nessuna grandissima occasione, anche se Bonanno non è andato molto lontano a centrare la porta con un diagonale verso la sinistra di Salvatore Fagone. Cooling break, le due squadre si riposano, c'è caldo stranamente, aggiungerei, qui a Geraci Siculo. Siamo nel borgo delle Madonie, Geraci Siculo tra i borghi più belli d'Italia. Fa tanto freddo in inverno, in estate anche qui la situazione è diversa, con l'acqua che diventa una materia prima fondamentale per chi soprattutto calca i campi da calcio o comunque fa qualsiasi sport nella vita in generale. Ne approfittano ovviamente anche i membri della terna arbitrale, che stanno avendo un po' da fare con le ammonizioni per Taormina e Torres Martinez. Un gol annullato nella fase iniziale del match a Pane Bianco e poi la stessa ammonizione per Torres Martinez, in cui l'attaccante della Super Giovane ha un po' simulato il fallo per ottenere il calcio di rigore. Squadre nuovamente in campo. Con i vari confronti anche verso le panchine, un vero e proprio time out. Il minutaggio ovviamente si andrà a recuperare oltre il 45esimo di questo primo tempo. Il Geraci batterà questa rimessa laterale. Il pallone non viene riconsegnato alla squadra avversaria, comunque l'azione si esaurisce con la rimessa a favore dei Nero Oro. Giù Torres Martinez, stavolta sì che c'è il fallo, calcio di punizione per la squadra di Bognani. Dicevamo, oggi è il suo compleanno, 38 anni. Lui che ad allenare ha iniziato a 24 alla Buterese in seconda categoria una decina d'anni fa. Quasi da 10 anni allena in eccellenza. L'anno scorso però non è riuscito a salvare il Città di Acicatena nel girone. Intervento da parte dell'arbitro. C'è il rilancio da parte di Barbagallo, anche in questo caso fuori gioco. Lanciato Torres Martinez verso il centro tra due avversari, viene fermato, il pallone rimane ancora vivo, il cross tentato da Marrone, Barbagallo la tocca e calcio d'angolo.
cross in mezzo, esce Barbagallo. Pallone viene ripreso da Torres Martinez, calcio di punizione per la Super Giovane che rimane in attacco. Posizione interessante da cui calciare verso il centro dell'area, impensierire la porta di Gabriele Barbagallo, classe 2002, sistemare la propria barriera a 2. La battuta, il solito arenoso. E invece parte Torres Martinez, la parata centrale di Barbagallo. Dicevamo della sua esperienza in Sicilia da ormai un po' d'anni, con l'arrivo nel 2020, ha giocato in promozione al Due Torri, poi esperienze con Ionica e Leonzio in eccellenza, ha giocato anche in Serie D con Rotonda e Virtus Mattino. Ormai conosce già da un po' il calcio italiano Santiago Torres Martinez, la prima punta della Super Giovane. Lotta Macario, lancio lungo, colpo di testa, pallone va nella zona di Garofalo, poi di prima mette giù Gusso, Geraci rischia tanto in difesa, ancora Gusso, lancio profondo, di testa va a rispondere l'altro 5, Vincenzo Mazzola, classe 2006. Questo under importante per la Super Giovane, che è arrivato dalla primavera del Messina, cresciuto nell'Agrigentino, infatti il settore giovanile l'ho fatto a Canicattì, ma anche a Palermo con la Fincantieri e nelle Madonie, all'Accademia delle Basse Madonie, allo Sporting Cefalù. Adesso una vera e propria avventura tra i grandi per il braccetto di sinistra. Qui pane bianco, pallone in avanti, Bonanno non la prende totalmente, almeno con il piede l'ha presa con la mano. Allora fallo in attacco da parte di Ivan Bonanno. La partita comunque rimane equilibrata, come ci si aspettava. Sono due squadre queste costruite in estate un po' allo stesso modo. Il Geraci ha preferito mantenere una parte di giocatori che risiedono nel circondario delle Madonie, più elementi di esperienza stranieri. Con la stessa cosa con gli argentini a Castelbuono. Torres Martinez, primo palo Ferrarese, il suo intervento a bloccare i movimenti della punta della Super Giovane. Aveva un po' tentinato Felipe Ferrarese, assieme un po' a tutta la difesa, in occasione di retropassaggi. Qui intervento importante, Fernandez nel servizio per Macario, vogliono scambiare i due ma non si intendono. In ombra invece Marcio Fernandez, più attivo nella primissima fase di match.
anche dei ritmi che sta assumendo la partita, potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, per lo più in modo non casuale ma senza un'azione costruita con fluidità, proprio per l'andamento che sta subendo questa partita. Da capire anche gli eventuali cambiamenti nel corso del secondo tempo. Fallo subito dal Geraci, si è rialzato adesso il numero 7 Blograna, Macario. La punizione affidata a Lopizzo, tocco che non favorisce il Geraci. Torres Martinez si gira, serve sulla fascia, lancio in mezzo, se la chiama Barbagallo. Si cercavano un po' i giocatori della Super Giovane, c'era Marrone più largo. Fernandez prende una botta, subisce fallo il portoghese classe 2001. Attaccante alto, fisico. Gusso, traversone in mezzo verso proprio Fernandez, colpo di testa all'indietro di Vincenzo Mazzola, interviene Marrone, rilancia la Super Giovane per levar via i guai. Pallone nella zona di Ferrarese, che affida la battuta a Gusso, che a sua volta la lascia a Valor. Pallone recuperato da Panebianco, finisce giù Vincenzo Mazzola dopo il suo intervento. Tutto regolare con la battuta di Valor di questa rimessa laterale. Fernandez non l'aggancia perfettamente, se la stava cavando, conquista comunque. Battuta affidata a Ivan Bonanno. Barriera a 2 anche per la Super Giovane. Parte Bonanno, secondo palo, pallone lungo, cercava Panebianco, che ha allungato la gamba. È stato il servizio in partenza a risultare sbagliato per il compagno. Entrambe le maglie da gara delle due squadre sono di colore scuro, quindi aggiungendo anche il sole è un po' complicato anche distinguerle a occhio in maniera panoramica. Tanto qui la girata di Bonanno, non però verso un'azione concreta. Cade Belecco,
calcio di punizione anche in questo caso. Ultimi 5 per questo primo tempo. La battuta di Arenoso l'anno scorso in promozione sarda allo stintino. Lancio lungo, Barbagallo nuovamente. Le punizioni da questo lato sono state più o meno così, con il portiere del Geraci che ha normalmente preso il pallone. Conclusione da fuori, provata da Panebianco, spallata, voluta da Macario. Nulla da fare però, Torres Martinez ancora verso il centro, ferma tutto Lopizzo, acclamato dalla tribuna della Santissima Trinità. Scivola qui Panebianco, poi Fernandez a duello con Vincenzo Mazzola. Lancio lungo, l'aggancio di Bonanno, la ripresa del pallone da parte di Pennisi, che ha subito fallo. Pennisi che se l'è portato al super giovane proprio Bognanni. Lui che ha trovato diverse soddisfazioni con la maglia del Real Aci in promozione. Nel 2002 poi il Real Aci ha deciso di rinunciare, non iscriversi alla scorsa eccellenza. L'anno scorso il campionato vinto allo spareggio per il primo posto contro il San Pietro. Pallone messo dentro da Torres Martinez, rimesso dal fondo. Non ci sono state grosse interruzioni, ma bisogna recuperare inevitabilmente il cooling break a metà primo tempo. La giocata provata da Garofalo, Fernandez se ne stava andando e fallo, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono, che ha avuto più iniziativa in generale in questi primi 45. La punizione affidata ad Arenoso. Va l'argentino, pallone dentro, deviazione, attenzione al contrasto con il pallone oltre la traversa, ci ha provato Belecco. Simultaneamente l'uscita dei propri pali da parte di Barbagallo. Spunto importante per il Geraci, il diagonale finito fuori da parte di Bonanno. Questo qui potrebbe essere lo spunto più importante per quanto riguarda la super giovane Castelbuono. Il rinvio di Barbagallo. Il pallone continua a rimbalzare, a non essere preso da qualcuno dei 22 in campo. Altra alzata, altro colpo di testa, Gonzales, poi finisce a terra Macario. La punizione però è per la super giovane, anche se bisogna aspettare il rialzo da terra da parte di Martin Macario.
ufficialmente dentro il tempo di recupero, ancora ce ne vorrà per un bel po' da risolvere questa situazione di Macario, più il cooling break da recuperare. Praticamente questo qui è un secondo cooling break, perché giocatore a terra da un po' significa un po' per tutti gli altri sia ovviamente sostenere il proprio compagno, ma anche approfittarne per bere un po' d'acqua. Nel secondo tempo potremmo vedere per esempio Konate, Sapienza e Coco tra le fila del Geraci. Nella super giovane sicuramente ci sarà spazio per Dispenza e Pitanza, che hanno giocato gli amichevoli precampionato. Ci sarà presumibilmente spazio anche per Russo, Giulio Pardo, arrivato dal GLFC. Da capire invece le condizioni di Francesco Arena, l'anno scorso alla Castelluccesi, rimasto svincolato dopo la direzione dei messinesi. Eccolo giunto a Castelbuono, rimpallo vincente da parte di Albanese, cerca il cross, lo effettua ma è subito respinto. Allora Torres Martinez, sempre in profondità, l'anticipo da parte di Ferrarese, cross in mezzo, Torres Martinez, il colpo di testa! Torres Martinez, il vantaggio della super giovane Castelbuono. Lo ha cercato tantissimo questo gol, lo ha trovato Santiago Torres Martinez. 1-0 a fine primo tempo. Il Toro classe 98 al primo gol con la nuova maglia, il gol numero 9 da quando è arrivato in Italia. Martinez, nutrita rappresentanza dei tifosi della super giovane in tribuna, dedica speciale per Santiago Torres Martinez. 1-0, colpo pesante per il Geraci a fine primo tempo, prima di rientrare negli spogliatoi. Gonzales, lancio lungo, colpo di testa di Marrone. Pane bianco verso l'interno, la girata, la Veronica di Antonio Pane Bianco per dare una scossa al Geraci. Rimessa lunga di Valor, sponda di Fernandez, Bonanno mette giù, cross basso, stava arrivando a Fernandez un pochettino dietro rispetto all'arrivo del pallone. Lopizzo, il servizio per Macario, per allargare per Albanese, non ce l'ha fatta. Allora Torres Martinez non ha avuto un pallone buono a sua disposizione, lotta ancora contro Gonzales, serve dietro in difesa Pane Bianco. Lopizzo, triangolo che non si concretizza, recupera la super giovane, casata dopo il gol di Torres Martinez. Pallone che è uscito, secondo il guardaline è rimessa per Ineroro. Siamo al quinto di recupero. Siamo più o meno alla fine di questo primo tempo. Ferrarese spazza nel nulla che circonda la Santissima Trinità dall'altro lato rispetto al nostro.
Torres Martinez allarga, pallone messo giù da Beleco, continua Beleco contro la pressione di Albanese, il Geraci leva via il pallone, ma eccolo qui il fischio dell'arbitro e avanti la super giovane Castelbuono, il gol di Torres Martinez nel tempo di recupero di questo primo tempo. Una prima frazione di gioco che ha visto la super giovane prevalere leggermente di più rispetto al Geraci, che ha avuto un diagonale con Bonanno verso la sinistra di Fagone. È stato proprio Torres Martinez dall'altro lato a mettersi maggiormente in evidenza. Prima un colpo di testa a duello con Barbagallo finito oltre la traversa, un altro colpo di testa stavolta finito alla sinistra di Gabriele Barbagallo. È stato praticamente questo il primo tempo qui alla Santissima Trinità. Ci risentiamo per il secondo tra meno di un quarto d'ora. L'intenzione era di attirare la passione, accendere il sogno nei nostri tifosi, facendo una squadra molto competitiva, facendo anche dei prezzi molto competitivi per quanto riguarda il costo dell'abbonamento. Ho visto la divisione per ogni partita, mi sembrava una cifra giusta per avere il nostro stadio più pieno possibile. Soddisfatto della squadra messa su? Sì, sono soddisfatto, vedo il lavoro che sta facendo il mister, l'attenzione nei dettagli, chiaro idea del calcio che vuole proporre il Catania quest'anno. Non c'è dubbio, quando inserisci così tanti nuovi calciatori, un minimo di tempo bisogna lasciarlo per creare quel collettivo che poi è sempre l'arma vincente di un club. Gli individui oggi sono forti, il collettivo va costruito, va lavorato, ma sono molto fiducioso. Catania è favorito per la promozione? Non so se Catania può essere il favorito considerando i grandi cambiamenti nella rosa. Penso che ci sono altre squadre forse prima di noi oggi, poi strada facendo vedremo. L'organico è ancora da completare? Sì, ora siamo in una fase di valutazione un po' dei costi, siamo un po' vicino al tetto massimo. Sappiamo che c'è ancora 8-9 giorni di mercato, siamo vigili, vogliamo capire chi e dove per inserire quei forse uno, ma massimo due calciatori che ci fanno fare un piccolo salto. Considerato appunto l'arrivo di Carmi, avete individuato anche dei ruoli dove andare a lavorare? Abbiamo parlato tanto sia con il mister che con Antonello, ho lasciato un po' perché loro trovavano la sintonia sul ruolo, così noi potevamo fare un po' di strategia. Visto la squadra che abbiamo oggi a disposizione, non c'è l'esasperazione di inserirli per forza. Secondo me già con Di Carmine è una squadra molto, molto competitiva, però se durante questi ultimi giorni di mercato capita un'occasione, secondo me ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione. Secondo me anche forse un'altra punta, sempre con caratteristiche un po' diverse, per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister, considerando sempre l'avversario che andiamo incontro. Ha già in parte risposto a questa domanda: come avete preso i risultati di questi test? Non proprio convincenti?
Se mi baso solo sul risultato faccio un po' la riflessione che faccio sempre, anche come quelli dell'anno scorso, è più il mio pensiero è più legato al lavoro che deve fare, il lavoro che sta facendo, cercando di capire i vari passaggi per arrivare alla squadra che tutti noi vogliamo vedere in campo. Sono consapevole che questo ci vuole un po' di tempo, non sono preoccupato per un risultato che un po' mi dispiace perché l'avversario è quello che era, però è più importante il lavoro di base che non si può sbagliare per preoccupazione di essere pronto per il 1° settembre. Il mister sta lavorando bene, i concetti sono diversi, nuovi e ha bisogno di un po' di tempo per far funzionare bene quel collettivo. Una bella partita con un grandissimo avversario, ho visto un Castellaccia veramente bene e abbiamo risposto a questo test e adesso ci prepariamo per la partita di Coppa. Il bilancio è sicuramente positivo perché abbiamo lavorato benissimo tutti, a pieno organico, sono molto contento, molto soddisfatto dell'impegno di tutti i ragazzi e adesso siamo pronti. I nuovi arrivi hanno risposto presente, ma presente non solo nelle partite amichevoli ma soprattutto con la loro esperienza hanno tirato questo gruppo. Stanno facendo crescere i più giovani, piano piano dobbiamo oliare i meccanismi, però stiamo lavorando e siamo sulla buona strada sicuramente. Un amichevole e poi siamo pronti per la Coppa. Un campionato molto tosto, ci sono tantissime squadre che possono benissimo lottare per i vertici alti della classifica, noi siamo fra queste, però insieme a noi ci sono tantissime altre squadre. Eravamo d'accordo prima, ci siamo sentiti ed doveva finire X, quindi l'1-1 era concordato. Se no facevamo come Lorenzo Cana, picchio desiste, picchio Filippo, eccetera, eccetera. Complimenti a Castellaccia, è un grande mister. Complimenti a Piana, bella squadra. È stato un gran bel allenamento perché abbiamo affrontato una grande squadra e quindi ci siamo allenati, abbiamo fatto secondo me una bella partita da una parte e dall'altra e quindi soddisfatto della giornata di oggi, soddisfatto dell'andamento di questi 25 giorni che siamo insieme. Prepariamo la settimana perché adesso si comincia con le partite vere e sicuramente la settimana è importante, dobbiamo pensare subito a catapultarci all'Aspra, alla Coppa Italia. Sono soddisfatto del gruppo, sono soddisfatto dei nuovi arrivi, sono soddisfatto dell'amalgama che si è creata, si lavora bene, si sta bene, quindi va bene così. Dico, l'importante è che continuiamo su questa strada, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è quello di salvarci senza patemi d'animo e continueremo a fare il nostro percorso cercando di continuare a migliorarci perché è l'unica cosa che possiamo fare. No, ma quella è una scelta, c'è anche Gambino che ha fatto la terza col Fada, dico, quella è una scelta diciamo di gioventù, nel senso che dobbiamo, intanto ci vuole la gente che ha voglia di sposare un progetto, voglia di migliorarsi, e quindi in questi ragazzi abbiamo visto questo e quindi sì, li facciamo crescere, crescono, faranno partite più belle, faranno partite meno belle, faranno spezzoni, però è importante e interessante farli entrare in questo gruppo che è un gruppo veramente sano e pieno di valori. Ci conosciamo tutti, quindi sicuramente sarà una partita tosta perché loro sono una bellissima squadra, noi cercheremo di arrivare, purtroppo arriviamo con 2 defezioni importanti perché Bisogno sarà squalificato, Megna un problema che si porterà per almeno un mesetto, quindi qualcosa in mezzo dobbiamo capire come fare, però va bene, dico, sono le prime partite, noi dobbiamo impattarla subito, ci teniamo a passare il turno perché nel miglioramento dell'anno c'è il fatto di fare il secondo turno, visto che l'anno scorso ci siamo fermati al primo, quindi è un obiettivo, poi ci saranno tanti derby quest'anno, uno di questi è con l'Aspra, massimo rispetto per gli amici Corrente e Ferrara, però ovviamente è sempre una partita che conta. L'eccellenza è così, diciamo, ci sono quelle squadre che hanno un obiettivo che è quello di fare il salto di categoria, ci sono quelle squadre che la prima cosa che devono fare è mettere a sicuro la categoria e credo che quest'anno sia ancora più spaccato dello scorso anno, ce ne saranno tante di queste squadre
noi facciamo parte di questo lotto e cercheremo di farlo, ripeto, senza patemi, perché l'anno scorso, se nella prima parte abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo sofferto troppo nella seconda parte e sinceramente preferiamo non soffrire, ecco, speriamo di non soffrire, però l'obiettivo primario è quello della salvezza, ovviamente. Una sgambata con la Juniores giovedì, abbiamo il percorso, diciamo, della preparazione si conclude oggi, adesso si comincia con quello che è, diciamo, la settimana tipo e niente, in attesa di questa partita che ripeto è il primo test con una squadra di eccellenza che non abbiamo fatti, anche se forse il piano ha qualcosa di più di una squadra di eccellenza, però diciamo è il primo test importante e ci teniamo a fare bene, ecco.
Secondo tempo di Geraci Super Giovane Castelbuono e l'andata dei 16esimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana 2023-2024. 1-0 Super Giovane, il gol di Torres Martinez nel recupero del primo tempo. Oscar Sapienza mette in mezzo, pallone spazzato fuori, Sapienza che è entrato al posto di Valor poco fa, prima dell'inizio della ripresa. Geraci che vorrà sicuramente riscattare il gol subito prima di concludere la prima frazione di gioco. Tra pochissimo andremo a fare il recap delle due formazioni. Prima seguiamo questo calcio d'angolo in favore della squadra di Gaetano Mirto, che ha avuto uno spunto, un diagonale con Bonanno che non ha centrato lo specchio della porta. Protagonista nella Super Giovane Torres Martinez con il gol trovato di testa su assist dalla sinistra. Prima ha sfiorato la traversa, sempre di testa. Stava andando in totale contrasto con Barbagallo in quell'occasione. Ancora la Super Giovane che va con Grandis a sfidare Lopizzo. Il classe 2006 si mette davanti al proprio avversario e non lo fa passare. Eccolo qui il recap delle due formazioni. Prima questa ammonizione per Grandis che si va ad aggiungere ai già ammoniti Torres Martinez e Taormina. Geraci con il 3-5-2, Barbagallo in porta, da destra verso sinistra in difesa Lopizzo, Ferrarese e Gusso, a centrocampo Albanese, Macario, Gonzales, Panebianco e Oscar Sapienza che ha preso il posto di Valor. In attacco Bonanno e Fernandez. Super Giovane invece in maglia nera, Fagone in porta, 3-5-2 anche in questo caso. Oltre Fagone in porta abbiamo Arenoso, Pennisi e Vincenzo Mazzola in difesa, centrocampo Grandis, Franchelli, Taormina, Marrone e Garofalo. In attacco Belecco e Torres Martinez, con Belecco che viaggia poco dietro il classe 98 che ha sbloccato il match. Fernandez cade senza fallo, si riprenderà da una rimessa dell'ex Geraci Salvatore Fagone, tornato a Castelbuono dopo 7 anni. Dicevamo dell'ingresso di Oscar Sapienza, lui che è stato tesserato ma non è stato ancora ufficializzato da parte della società. Ci sono giocatori invece che sono stati ufficializzati ma che ancora devono attendere il transfer definitivo. Giocatori come Cardin, Giovagnoli e Iannotti. Data la loro provenienza straniera, qualche passaggio burocratico in più. Taormina, lancio lunghissimo, sempre verso Torres Martinez. Stava andando probabilmente alla conclusione in girata e rovesciata, poi si è reso conto della presenza degli avversari e non ha potuto far nulla. La girata di Arenoso, Garofalo, colpo con il braccio da parte di Franchelli e calcio di punizione per il Geraci. Geraci che deve stare attento dalla sua storia perché in casa non perde da quasi 3 anni, ultima sconfitta il 4-3 subito per mano dell'Aspra, era la prima categoria 2020-2021. Quel campionato poi venne interrotto dopo poche giornate di campionato. Quell'occasione fu il 4 ottobre del 2020. Segnò tra l'altro Conate nel Geraci, adesso in panchina. Fu praticamente la prima stagione dopo la mancata iscrizione in eccellenza, con la ripartenza dalla prima categoria. Quello fu il primo anno, poi interrotto, conclusione da fuori nel frattempo di Panebianco.
l'anno dopo la vittoria del campionato con Marco Mineo in panchina, l'anno scorso la vittoria in promozione, sempre con Mirto, che è stato riconfermato quest'anno. Intercetto di Bonanno, Pennisi si mette davanti al proprio avversario e allora rimessa Geraci, battuta affidata a Giovanni Albanese, corta Gonzales, male, colpo di testa per la risposta di Lopizzo, ma c'è spazio per andare. Torres Martinez scatta, tunnel, scontro con Ferrarese, per l'arbitro calcio di punizione. La fisicità di Santiago Torres Martinez. Sì, i presupposti sono questi. Potrebbe fare un campionato di qualità alla super giovane Castelbuono. Nessun calcio di punizione in realtà. L'arbitro ha concesso soltanto la rimessa laterale. Torres Martinez soltanto colpo di petto. Pallone lanciato a cercare Marcio Fernandez, che corre, colpo di testa all'indietro, quasi a rischiare di Pennisi. Pallone per Fagore. Primo tempo un po' così. Questo secondo si preannuncia di riscatto sicuramente per il Geraci, di continuità per la super giovane. Gonzales, pallone bianco all'indietro anziché in avanti. Si ritorna addirittura da Barbagallo. Morbido in fascia, lo pizzo di prima. Cardin tra i disponibili, così come Giovagnoli e Iannotti tra quelli che ancora devono attendere il transfer. Adesso Albanese verso l'interno, lancio lungo di Macario, spallata fuori di Garofalo e calcio d'angolo un po' regalato dalla super giovane per il Geraci. Spallata secca verso il fondo del campo da parte dell'ex Milazzo Antonino Garofalo, l'ultimo a essere ufficializzato dalla super giovane. Il cross in mezzo, colpo di testa a levar via di Pennisi. Continua però il Geraci, Lopizzo. Pallone morbido verso Fernandez, Pennisi di testa, largo. Le giocate provate da Franchelli, ancora Franchelli giù, calcio di punizione. Anche il pubblico della Santissima Trinità si scalda. Un po' sempre così quando la propria squadra perde. Primo cambio nella super giovane Castelbuono. È il momento di Giulio Pardo al posto di Belecco. Cambia praticamente poco, un attaccante per un attaccante. Esordio dunque in maglia super giovane per Giulio Pardo, arrivato dal GLFC, non si è salvato in eccellenza l'anno scorso dopo il playout contro il Marineo. Pallone profondo, Barbagallo, Gonzales rischia, lancio lungo di Albanese, colpo di testa di Pennisi, in alto Franchelli, pane bianco, mette in fallo laterale. Per Pardo esperienze anche in Serie D, Paternò e Castrovillari, poi diversa eccellenza
con Akragas, Nissa, Igea. Ha rischiato qui Albanese, il passaggio per Macario che gira tutto dall'altro lato. La finta, lo scatto provato da Panebianco, colui che cerca di mettersi più in mostra in casa Geraci. Panebianco insiste, Fernandez protegge, la pressione di Marrone che si va a prendere la rimessa laterale. Ovviamente questa è una gara da considerare nei 180 minuti. Il ritorno sarà settimana prossima in casa Super Giovane, ma sempre qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo, perché la Super Giovane ha designato questo stadio per le partite in causa a causa dell'indisponibilità del Luigi Failla. Tra qualche mese ci sarà il ritorno da quelle parti da parte della Super Giovane, ma con il manto in erba sintetica. I lavori sono iniziati quest'estate e ancora devono essere conclusi più i vari passaggi burocratici per omologare il tutto e far sapere i vari cambiamenti alla Lega, al comitato regionale siciliano della Lega Nazionale Dilettanti. Indicazioni in panchina da parte di Bognanni alla Super Giovane, squadra che adesso detiene il possesso palla. 58esimo, sempre 1-0, la sta decidendo Torres Martinez nel recupero del primo tempo. Pardo cercato subito, anticipato da dietro da Ferrarese. Albanese, lo pizzo da Barbagallo ad attaccare Giulio Pardo. Colpo di testa all'indietro di Taormina, si va dalle parti di Garofalo. Marrone, largo Torres Martinez, un po' disturbato dalla difesa del Geraci, gli sta addosso Gusso, è rimessa per i Blaugrana. L'anno scorso maglia più sul Granata, quest'anno il ritorno con la maglia a strisce, con i colori che rimandano un po' Toffa. Fernandez senza fallo, può andare il Geraci. Panebianco, Oscar Sapienza che avanza, cerca di allungarsela, cade giù senza fallo. E allora lancio lungo. Gonzales. Allarga Gonzales fino ad arrivare nella zona di Albanese. Cambio gioco, spallata di Garofalo verso Fagone. Lancio lunghissimo. Ferrarese, fallo laterale. C'è la volontà di attaccare per il Geraci, ma tiri in porta verso Fagone non ne arrivano. Altro cambio nella Super Giovane, il secondo da parte di Bognanni. A uscire e Taormina ammonito in precedenza. Non vuole rischiare Bognanni. Al suo posto entra Russo, classe 2005, arrivato dalla Parmonval. L'anno scorso il primo gol tra i grandi, sempre nel girone A di eccellenza. Anche in questo caso non cambia nulla perché esce un mediano per un mediano. Proprio Russo si avvicina a Garofalo per ricevere il primo pallone.
scende giù Torres Martinez, la protezione del pallone, altra rimessa per il Castelbuono, ultima mezz'ora alla Santissima Trinità. Eccolo qui, Lorenzo Russo, il passaggio per Arenoso, cerca la testa solita di Torres Martinez, Marrone, la giocata di Garofalo, cercava la verticalizzazione quasi da attaccante aggiunto o comunque centrocampista offensivo. Il Geraci non si capisce, allora il recupero del pallone con Franchelli, ma ci pensa Gonzalez a far ripartire i Blaugrana. Sapienza fermato senza fallo, si va a prendere la rimessa, pallone in aria, colpo di testa di Macario, anticipato Fernandez, e allora tutto da capo con Lopizzo. Albanese, scambio di due, Lopizzo di prima, il passaggio per Bonanno, ancora Lopizzo, personalità del classe 2006, fermato con fallo da Russo, calcio di punizione. Nonostante lo svantaggio è tra quelli che ha sbagliato meno, il centrale di destra del Geraci, Antonio Lopizzo. Ha fatto una buona impressione a Mirto nel precampionato, l'ho voluto buttare nella mischia anche perché lo può sfruttare per quanto riguarda la regola degli under in campo, obbligatori un 2003 e un 2004 in eccellenza. La battuta di Pane Bianco abbastanza fuori. Specchio della porta difficile da centrale per il Geraci. Arenoso lo pressa Bonanno, si cerca Pardo, colpo di testa di Lopizzo, c'è anche quello di Franchelli, ancora Pardo a lottare, Franchelli colpo col braccio forse, ma si continua. Colpo di testa, c'è Fernandez in agguato, il pallone viene spazzato prontamente dalla super giovane con Laureano Thomas Grandis. Fernandez aggancia dietro, Albanese va verso il centro del campo da Gonzalez, la girata di Sapienza, poi viene travolto da Marrone, calcio di punizione per la squadra di Mirto. Si scalda la panchina del Geraci, tutta seduta, quella della super giovane. Sapienza alla battuta, barriera a 3 per la super giovane, passata da 2 a 3 nel corso di questo primo tempo e poi nel secondo, che fa pochi metri l'anticipo di Russo in fallo laterale. Russo l'anno scorso tra gli sfortunati ragazzi della Parmonval, quasi tutta la juniore sa fare il girone A di eccellenza, da ultimi in classifica con pochi punti, retrocessi con molto anticipo. Il duello Sapienza Marrone, la spallata da parte del giocatore del Geraci, sicuramente l'arbitro Ruggero Alessi di Palermo gli avrà detto occhio che alla prossima ti estraggo il giallo davanti.
Per competenza gli assistenti sono Domenico Cono e Marcello Termini, anche loro della sezione di Palermo. Non l'ha presa bene la super giovane Castelbuono, perché Marrone ha spinto Sapienza e adesso gli animi si accendono. Movimento a bordo campo. E a questo punto diventa sicuramente più intenso il lavoro da fare in campo per quello che manca da giocare. Ovviamente si stanno giocando anche le altre partite dei 16esimi d'andata della Coppa di Eccellenza Siciliana. Per il girone A ieri la vittoria dell'Athletic Palermo sul Castellammare 2-0 assieme a Geraci Supergiovane. C'è stato il calcio d'inizio di Casteldaccia Aspra, Misimeri Marineo, Folgore Castelvetrano Unitas Ciacca, Pro Favaranissa, Mazzara 46 Mazzara. Tra mezz'ora inizierà Fulgatore Accademia Trapani. Nel frattempo ammonito sia Gonzales che Marrone. Gonzales per proteste, Marrone per la spinta di poco fa a Sapienza. Scambio tra due giocatori, Marrone va fuori, doppia munizione nel giro di pochissimo. Super giovane Castelbuono in 10. Espulso Marrone. Debutto da rivedere per il classe 98. Prima la spinta su Sapienza che gli è costato il giallo, adesso questo intervento qui, doppio giallo imminente, cartellino rosso. Punizione Geraci, adesso con l'uomo in più potrebbe essere una carta da sfruttare alla ricerca del pareggio. Bonanno alla battuta di questa punizione. Parte Bonanno in mezzo alla girata di Pane Bianco sul fondo. Forse come intenzione voleva coordinarsi per una mezza rovesciata. Alla fine ne è venuto fuori un appoggio poco più. Oltre a questa occasione, il tiro da fuori nel corso del secondo tempo da parte di Antonio Panebianco. Giù Torres Martinez, si continua per l'arbitro e allora il cross provato da Sapienza, pallone ribattuto fuori. Arbitro che ha visto adesso l'indisponibilità di Torres Martinez, aiutato da Lopizio, crampi per lui, sembra così essere. Viene rialzato adesso l'argentino della super giovane. Gonzales allarga da Lopizzo, avanza ancora
è costretto a passarla Albanese. Il passaggio di Macario, Sapienza scivola al momento del passaggio decisivo. Pane Bianco vuole il tunnel contro Pardo. Alla fine è Pardo ad avere la meglio con la rimessa laterale. Cambio nella super giovane, un altro, entra Pitanza, esce Torres Martinez, gli applausi dei tifosi della super giovane per Santiago Torres Martinez. È stato lui a segnare prima della fine del primo tempo con un colpo di testa a sbloccare il match. Entra al suo posto Francesco Pitanza, arrivato dal Santa Croce, prima il salto in Serie D con il Canicattì, cresciuto tra Potenza e Trapani, oltre che alla Fincantieri di Palermo. Colpo di testa di Albanese, pallone per il Geraci tra le linee con Bonanno che non ha potuto sfruttare l'occasione. Lopizzo, Albanese, Lopizzo giù, l'arbitro non fa continuare l'azione, c'è comunque la punizione per il Geraci. Gonzales, battuta effettuata, Gonzales da fuori, tiro largo. Lui non ha segnato l'anno scorso. Sempre con Mirto in panchina, però realizzò 2 gol alla Leonfortese. Eccolo ancora qui Gonzales che perde il possesso. Pitanza appena entrato. Garofalo prova l'elastico, la perde inizialmente, poi si mette davanti a Sapienza. Lancio lungo, si cerca ancora Pitanza e fallo laterale. Super giovane che in questo secondo tempo non ha praticamente impegnato Barbagallo, anche perché ha tenuto il pallone, però a sua volta occasioni concrete per la via del pareggio. Soltanto 2 tiri da fuori usciti fuori di Pane Bianco. Conclusione centrale stavolta di Garofalo, controllata da Gabriele Barbagallo. Albanese, il passaggio per Macario, si ritorna dietro per andare avanti sulla fascia. Gusso, giù Sapienza, non benissimo il suo impatto con il campo dopo essere entrato nel corso dell'intervallo. Il recupero di Bonanno da terra quasi perfetto, il recupero della super giovane lanciato in questo modo Franchelli. Tanti chilometri percorsi per Franchelli. Altra rimessa per la super giovane Castelbuono che guadagna metri. Piano piano la battuta di Pardo, non c'è l'aggancio per Pitanza. Sono loro due a guidare l'attacco della super giovane. Ed ecco un altro cambio per il Geraci, pronto ad entrare Yusuf Konaté.
nel periodo in cui il Geraci è salito in eccellenza per la prima volta, lui non fu confermato. Infatti in quei 2 anni giocò prima a Vallelunga, poi al Petraglia Sottana. Il ritorno a Geraci, con la ripartenza del Geraci in prima categoria, i 2 campionati vinti. Questa volta però c'è stata la conferma per Yusuf Sheikh Konaté. Sapienza è stato spostato a destra, Fernandez fermato, calcio di punizione per il Geraci. È uscito Gonzalez nel Geraci a lasciare spazio a Konaté poco fa. Adesso la punizione, Sapienza a battere, il tiro verso la porta, colpo di testa, il pallone arriva in area, lotta ancora Fernandez, spazio in rovesciata Pitanza, adesso Lopizzo, la pressione di Russo, fallo. Punizione già battuta, ma Lopizzo non si era ancora alzato. Va Bonanno in mezzo, altro colpo di testa a levar via, Pardo chiede di alzare la linea del fuorigioco, Bognani e i suoi. Lopizzo, lo scambio con Albanese, Lopizzo, l'attacco nel frattempo da parte di Pitanza, Ferrarese, passaggio impreciso, Pardo arriva ma Gusso rimedia in poco tempo. Konaté, doppio passo, ancora Konaté fino in fondo, non riesce però a crossare. Davanti a lui si mette Pennisi, che non deve fare neanche troppo lavoro per riconquistare il possesso. Conquista una punizione la super giovane Castelbuono, sempre con Giulio Pardo, ingresso positivo per l'ex GLFC. Punizione che sarà battuta da Fagone. Lancio profondo, quello del classe 84, il più anziano in campo in questo momento. Albanese si ferma, cambia gioco. Cusso, Gonzalez non è uscito lui allora al posto di Konaté. Il pallone recuperato da Russo, scivola nel passaggio Pitanza, in qualche modo si riesce comunque a servire Franchelli, ancora Franchelli si ferma, passaggio verticale da Pitanza che però era andato troppo avanti. La finta di Grandis, lancio profondo, il colpo verso la porta e autogol di Ferrarese, 2-0, super giovane Castelbuono, il lancio lungo da parte di Grandis, Ferrarese ha battuto Barbagallo e la super giovane ne fa un altro nel segno dell'Argentina, anche con l'aiuto dei propri avversari. 2-0 per i Nero Oro.
sembra non essere servito l'uomo in più al Geraci a causa dell'espulsione di Marrone. Nella Super Giovane c'è stato il 2-0, l'autogol di Ferrarese, debutto in Italia da dimenticare per l'italo-brasiliano Sapienza. Cerca di farla passare sotto le gambe di Grandis, il recupero della Super Giovane con Pittanza giù, l'intervento di Macario, calcio di punizione. Allora si fa più concreta la prima sconfitta del Geraci in casa dopo più di 3 anni. Occhio a Barbagallo che devia in calcio d'angolo dopo la battuta sorpresa di Grandis. Pardon, dopo quasi 3 anni la prima sconfitta in casa del Geraci. Angolo quindi per la Super Giovane, batte Russo. Barbagallo un po' stordito dal gol subito poco fa, poteva lasciare andare quel pallone verso il fondo. La battuta di Russo in mezzo, colpo di testa di Pardo, deviato e c'è un altro calcio d'angolo. Insiste la squadra di Bognanni che nel suo giorno del 38esimo compleanno sta ottenendo una vittoria come regalo al debutto sulla panchina della Super Giovane. Va Arenoso. Il pallone in mezzo, colpo di testa, 3-0, uno stacco perfetto della Super Giovane Castelbuono che fa tris al Santissima Trinità, mette le cose in chiaro in vista della gara di ritorno che si giocherà sempre in questo stadio. 3-0. Il gol di Pennisi, il pupillo di Bognanni a fare 3-0. Festeggiano i tifosi della Super Giovane il 3-0 di Pennisi a mettere fine al match. Intervenuto benissimo dopo la battuta di Arenoso, il colpo di testa da parte di Tancredi Pennisi. E allora 3-0 per la Super Giovane, nonostante l'uomo in meno Marrone che è stato espulso. Tante cose da rivedere per Gaetano Mirto. Ancora nessun tiro in porta dopo 84 minuti verso la porta di Fagone. Nuovo cambio. Per la Super Giovane va oltre i 3 Bognanni. E c'è Garofalo. Al suo posto è entrato Francesco Arena. Che si va a sistemare sulla fascia di destra, quella di sua competenza. Lancio lungo, ma nulla da fare per il Geraci. Pallone basso, lo va a recuperare Franchelli. Poi si va a scontrare con gli avversari nella conquista del pallone, sempre Sapienza.
a essere protagonista. In situazioni di questo tipo arbitro che chiama solamente la calma. Si procederà con la rimessa laterale di Grandis. La sponda di Pittanza. E ancora fallo. La battuta bassa che scorre da parte di Arenoso. Lancio lungo, sponda di Pardo. Non c'è a disposizione Pittanza, che comunque rincorre questo pallone condotto da Albanese. Fernandez si va a scontrare con Pennisi. Geraci che conquista una rimessa laterale. Cambiano ovviamente le voglie di attaccare con un passivo del genere. Gonzales, la girata voluta da Macario, calcio di punizione. Alla fine a prendere il posto di Konate è stato Pane Bianco. Punizione per il Geraci. Alla battuta Ivan Bonanno. Siamo sempre di più verso la fine di questa partita. Parte Bonanno verso la porta. Fagone, la prima parata del suo pomeriggio, il primo tiro in porta del Geraci con Ivan Bonanno. La prima presa di Fagone dopo il ritorno a Castelbuono. Gonzales, Macario, il pallone di Albanese. Geraci che punta a dare segnali almeno in questo finale di match. Super giovane che oltre i gol non ha fatto chissà quali grandi, soprattutto nel secondo tempo, in cui ha puntato più a difendersi dal possesso di palla più continuo del Geraci. Piazzato voluto da Fernandez comodamente sul fondo. Ancora devono uscire i calendari di eccellenza e promozione. La data è quella di giovedì 31 agosto, quindi nel corso della prossima settimana dalle ore 11 di mattina si sapranno le giornate dei prossimi gironi di eccellenza A e B. Al momento la certezza, il 16° di Coppa. L'andata, la super giovane la sta vincendo 3-0 in casa del Geraci. Geraci chiamato a una rimonta pazza tra 7 giorni, sempre qui al Santissima Trinità, a causa dell'indisponibilità del Luigi Failla. Quindi si presuppone che Geraci e super giovane si alterneranno nel corso del campionato di eccellenza. 5 di recupero, nonostante il 3-0 per i Nero Oro.
Geraci che con le esperienze in Coppa Italia Eccellenza è uscito sempre 16esimi nella 18-19, il primo anno in eccellenza del club. Ha superato i 16esimi invece l'anno dopo, uscendo per mano della vecchia Cefaledium. In 6 partite, con questa 7 non ho mai ottenuto una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte con quella di oggi nella Coppa di categoria. Per la Super Giovane invece debutto praticamente perfetto, con le reti di Torres Martinez, l'autogol di Ferrarese e il tris di Pennisi. Nel frattempo Konate calcia addosso a Bonanno, Gonzales non va con il tiro da fuori, poi c'è il tiro raso terra che finisce fuori. Da parte di Konate. Questa è l'occasione più importante del secondo tempo per il Geraci, forse leggermente di più rispetto alla punizione centrale di Bonanno, unico tiro in porta dei Blaugrana. Veronica non completa di Pitanza, infatti poi si trova in mezzo a 2 avversari, si prende il calcio di punizione. L'attaccante Neroro non ha fatto tantissimo in termini concreti dopo il suo ingresso in campo, però si è dato da fare. Albanese di testa, Mazzola tenuto da Bognani fino alla fine, l'ex Primavera Messina classe 2006. Gonzales, Lopizzo, stessa cosa per questo 2006 del Geraci. Avanza Macario, prova ad ancolare, pallone sul fondo. È chiaro che l'intenzione del Geraci sia quella di fare qualcosa di positivo in questo finale, nonostante il passivo, per ripartire da ciò, ma è tutto troppo tardi. Basterà un pareggio alla Super Giovane una settimana dopo questa gara d'andata per passare il turno. Al Geraci serve invece un 3-0, anche perché il Geraci formalmente sarà in trasferta, la regola in trasferta vale in Coppa Italia d'Eccellenza. La squadra di Mirto si potrà permettere quel risultato, praticamente è un 3-0 come è successo l'anno scorso in Coppa Italia di promozione. La partita d'andata però si giocò al Failla. Stavolta la Super Giovane ha fatto il colpo in casa dei rivalissimi del Geraci di questo derby dei Ventimiglia. Un po' di spazio per Bonanno, può andare avanti il Geraci, Sapienza evita così Arenoso, passaggio per Bonanno, il piazzetto, la traversa di Ivan Bonanno a un passo dal gol. Finisce così Geraci Super Giovane Castelbuono, il tris di Nero Oro sul Geraci di Gaetano Mirto, le reti di Torres Martinez, l'autogol di Ferrarese,
nel secondo tempo assieme al gol di Pennisi. Tanto da rivedere per Mirto, un compleanno ottimo per Bognanni, 38 anni al debutto sulla panchina della Super Giovane con vittoria, lui che ha allenato il Geraci, quindi una vittoria che sarà sicuramente speciale. Geraci che invece dopo il salto di categoria, il doppio salto di categoria negli ultimi 2 anni dalla prima categoria all'eccellenza, perde dopo quasi 3 anni in casa l'ultima sconfitta tra le mura amiche contro l'Aspra in prima categoria, era il 4 ottobre 2020, finì 4-3. La Super Giovane Castelbuono festeggia a Geraci sotto gli occhi dei propri tifosi, dà continuità alla vittoria della Coppa Italia di promozione vinta l'anno scorso ai rigori a Modica contro il Motta per 5-3. Si pronuncia una stagione interessante per la squadra di Bognanni, che sicuramente potrà far girare i propri ragazzi nella gara di ritorno in programma domenica prossima alle ore 15:30, sempre qui al Santissima Trinità di Geraci Siculo. È tutto per questo pomeriggio nel Borgo delle Madonie. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.